là là, siamo con Jessica che non vedo da tantissimo tempo e quindi è il momento buono per noi e per chi ci segue di aggiornarci sulle tue idee nuove che hai. Benissimo, allora innanzitutto sono molto contenta di averti rivisto dopo più di 10 anni. E sì, scusate. Dai, continua. Allora, in questo momento non sono tanto ispirata. Facciamo che man mano che parlo Sì, mi arriva l'ispirazione, sì. perché di solito funziona così. Tra l'altro con una persona che, insomma, come te, che... vedi? Curiosa. No, Come una che persona curiosa. con una persona più che curiosa, una persona intelligente che, cioè, non abbiamo programmato questa cosa, non mi viene il E termine. sono le cose più belle, più spontanee. Esatto, allora, che dire? Partiamo da adesso, per esempio, cosa stai combinando in quest'ultimo No, periodo? partiamo Da 10 anni da un fa. po', partiamo da 10 anni fa, da Perfetto. come si è evoluta Sì, la mia vita, il mio percorso artistica. ad oggi, certo. Sì, Soprattutto, nel senso, poi alla fine fa parte della mia vita l'arte. Ecco, già partiamo da qua. sì. L'arte fa parte della mia vita, ovvero la mia vita è arte, l'arte è la mia vita, quindi sono due cose che Sarà, non possono escludersi. sarà il titolo. Sarà il titolo. In tutti questi anni ho sempre continuato a fare quello che ho sempre fatto, cioè inventare, scrivere, produrre canzoni tramite una ricerca anche di generi, con l'ascolto, con tante cose, con la vita, no? Perché poi essendo una cantautrice comunque non riesco a scrivere, cioè scrivo molto, è molto autobiografico tutto quello che compongo. Ho cambiato tante squadre, ho cambiato tante persone, ho fatto musica gratuitamente, nel senso che comunque sono stata supportata gratis, tra virgolette, quindi senza pagare produzioni e quant'altro, ma allo stesso tempo poi ho deciso di invece pagare perché volevo che si facessero le cose fatte bene, perché spesso e volentieri quando non paghi le cose non vengono fatte esattamente come tu vorresti, no? E devi pagare un prezzo, che è un prezzo differente, che è il prezzo della non libertà. Quando invece paghi per creare la tua musica, quindi per usufruire di persone che hanno gli strumenti che tu non hai, no? Fondamentalmente che non utilizzi, perché io non sono un fonico, io sono una ragazza che scrive e che tramite la sua voce esprime quelle cose lì, no? Quindi ho deciso di pagare. Ma che cosa è successo? Che nemmeno pagando sono riuscita a fare quello che volevo fare. Quindi c'è tanta ipocrisia in questo mondo. Ecco, questo è, diciamo, il punto in cui sono arrivata oggi. L'ipocrisia in questo mondo e quindi tante persone che lavorano nell'ambito musicale che ti dicono: dai, forza, vieni qua, facciamo musica insieme, vedrai, la mia squadra è fantastica, di qua e di là. Magari devi solo mettere una quota per pagare lo studio, piuttosto che magari quello che ti dice, magari non so, ok, quindi la quota per pagare lo studio, tu vai, metti questa quota per pagare lo studio, fai le cose pensando che poi alla fine ti supportino anche dopo, no? Dopo l'aver comunque creato delle canzoni e il materiale, perché la cosa importante nella musica, oltre che fare musica buona, comunque di ispirazione, quello che è più consono per te, per il tuo, quello che sei, la tua anima, la tua essenza, però c'è anche un dopo, che è un dopo, e questo è un argomento molto importante perché non sono l'unica, ci sono tanti ragazzi, la maggior parte dei ragazzi che fanno musica, che vorrebbero che la musica diventasse il loro lavoro, che purtroppo non sono supportati dopo aver fatto le loro canzoni. Quindi che cosa succede? Che la maggior parte delle persone che lavorano in ambito musicale, quindi produttori e quant'altro, stoppa un attimo, silenzio! Ok, No, scusa. va tutto dentro, bene. Ok, va tutto Perfetto. dentro. Sì, Che più reality di questo. più reality di questo. Quindi dicevo, quindi noi
noi chiamiamoci artisti, ok? Certo. Noi artisti paghiamo, ok? I nostri soldi li prendono. Però non c'è un dopo, nel senso, ok, dai, facciamo un lavoro di squadra, insieme cerchiamo di posizionare i brani in, che ne so, comunque in varie, non ti dico classifiche perché lì ci devi arrivare, però, che ne so, Spotify piuttosto che tanti altri digital store, cerchiamo di posizionare i brani, cerchiamo di fare un lavoro che comunque può prendere più fan base possibile, ci creiamo una fan base, ci creiamo insomma tutto un percorso e via discorrendo. No, queste persone si fermano al soldo, quindi io ti do i soldi, tu mi dai i brani, ah bello bello, e poi non c'è più niente, arrangiati, chiaro? Quindi quello che poi dico anche ai ragazzi che fanno musica e che non hanno la possibilità di essere supportati in generale, perché quindi fate musica sempre gratuitamente, fatela come volete voi e fatela uscire senza aspettare che ci sia dietro un ufficio stampa, senza aspettare di fare questa grossa cazzo di promo e via discorrendo. Voi fatela uscire sempre, fate uscire un brano oggi, fate uscire un brano domani, dopodomani, potete farne uscire anche 3 nello stesso giorno, cosa ve ne frega? Fate uscire i brani, fate uscire i brani, fate uscire i brani. Chi vuole ascoltare la vostra musica la ascolta, e se in qualche modo arriverà il momento che vi potete affermare, succederà comunque, sempre e comunque, anche perché se c'è una cosa che ho imparato nella mia vita è che la fortuna ti viene a bussare. Non te la vai a cercare, la fortuna te bussa in casa, quindi si va così. Tutto è diverso da quello che magari possono pensare la maggior parte delle persone, no? Che la fortuna uno se la deve cercare, certo, bisogna lavorare alle proprie cose, ma non è così, perché quando ti deve arrivare il momento, no? Quel momento giusto, quando deve arrivare quel momento, qualunque esso sia, senza pensarlo e programmarlo, quello che noi dobbiamo fare è semplicemente continuare a fare le nostre cose. Quindi volevo dare questa forza, questo input a tutte le persone, ai ragazzi, ai giovani che fanno musica e anche a quelli grandi che fanno musica da anni e che sono oramai dei professionisti. Un'altra cosa molto importante voglio dire. Troppo lungo? No, perfetto. Ok. Puoi continuare ad libitum, direbbero i latini. Perché queste sono delle cose molto importanti che vorrei dire. No, sarai molto utile, vedrai. In un'eventuale intervista che però purtroppo non posso fare perché non saprei dove in questo momento. Certo, vabbè, ma il nostro canale, pur se piccolo, funziona. Top, comunque funziona, va sempre dove deve andare, no? Sì. Come la musica. Esatto. Ok, come il discorso che stavamo facendo ora in questo momento. Io volevo esporre un argomento importantissimo. Sentiamo. Nel 2025. Sì. Quindi oggi è 2 gennaio 2025. Allora, prima la musica funzionava in un altro modo. Sì. Cioè, c'era Mogol, c'era Lucio Battisti. Mogol ha investito su Lucio Battisti tutto quello che aveva, ma proprio anche a livello di anima, ok? Ci credeva tantissimo e così come per esempio, non lo so, come poteva essere, che ne so, Ivano Fostati, piuttosto che Franco Battiato, piuttosto che Ivan Graziani, sono sempre, prima era diversa la discografia, cioè il discografico ti prendeva, ok, investiva su di te. Esatto. Adesso che cosa succede? Che noi, cantanti, artisti, musicisti e quant'altro, dobbiamo investire su di noi. Quando andremo a fare tanti numeri, forse ci sarà il presidente della Warner, il presidente della Sony o qualche A&R di qualche discografica che viene, ci scrive su Instagram o quando vede però che abbiamo già tanti numeri. Quindi le discografiche non investono più sugli artisti. La cosa che mi sconcerta di più qual è? Che si tende a prendere i ragazzi che, perché se avete notato c'è una grossa differenza. Adesso non è che voglio fare cose, però a ognuno piace la musica che piace e nel mondo c'è posto per tutti, però non possiamo paragonare che ne so, non possiamo paragonare una mia Martini, una Mina con un artista di adesso che fa trap
o insomma, non si può paragonare una canzone, parliamo di canzoni, non possiamo paragonare non lo so, fammi un esempio di una canzone, dai, una canzone iper conosciuta italiana. Vabbè, parlo celentano, non so. Allora, No. facciamo La cura di Franco Battiato. O Patti Bravo. Ah, La cura, Dai, sì. facciamo La cura, non possiamo paragonare La cura di Franco Battiato A qualche rapper. che ne so, sì, o a una canzone rap. Mettiamo Salmo. No, Salmo stiamo già andando Oltre. Salmo è già per me un artista, un rapper italiano classificabile come alto rapper, quindi lui non lo toccherei perché comunque... No, ma per vedere, e poi per vedere ha la avuto- differenza. Lui ha fatto anche un grosso percorso, nel Sì. senso, ed è il percorso quello che sto dicendo io adesso alle altre persone, ai ragazzi. Lui si è molto impegnato. Su YouTube i suoi pezzi hanno spaccato, poi Sì. è entrato a far parte di una categoria di persone che hanno creduto in lui e che hanno visto del potenziale, cosa che già aveva e che già si sa. Però erano già altri tempi, ora funziona ancora molto peggio, perché comunque parliamo, Salmo si è affermato 13-14 anni fa, quando ancora funzionava in maniera diversa, ma non quando non c'erano ancora i discografici che ti prendevano e investivano su di te, Certo. ok? Era già un altro passaggio, ok? Sì. Non lo so, prendiamo... Cosa vi posso dire, raga? Ci sono tanti. Ma, ti stai riferendo a lui? Shiva. Ok, Shiva, che io stimo tanto come ragazzo, ok? Che è un trapper. Che io non conosco, comunque. Lo stimo tanto, Ah. sì, per tutto il suo percorso, mi piacciono anche le sue canzoni, però non possiamo paragonare una canzone di Shiva ad una canzone scritta da Franco Battiato. Assolutamente, c'è un abisso, ok? Chiaro. Quindi il discorso che volevo fare è questo, che non mi ricordo che cacchio stavo dicendo, mi sono persa, comunque che i discografici non investono più nei ragazzi. Ah, è quello che vi volevo dire, ecco, che mi riaggancia al perché siamo andati da Shiva e siamo andati da Mina. Cioè che mi fa veramente imbarazzo che i discografici italiani investano su ragazzi, no? Come per esempio i trapper che ci sono, che sono delle meteore. Loro investono, aspetta, non è che investono perché abbiamo detto che non investono, loro vedono che una persona, un trapper fa parte di un certo giro, no? Quindi già in quella cerchia i numeri sono alti, a uscire un pezzo i numeri salgono e quindi che cosa fa? C'è la discografica che ti chiama, ti dice firmiamo questo contratto e magari valutiamo il fatto di investire, fra virgolette, nel suo progetto, Certo, nel tuo progetto, sì. ma non è un investimento vero e proprio, perché si ripaga da sé, perché quell'artista, quel cantante, quella già- meteora ha fatto già numeri, Ha già un suo seguito. ha già un suo grosso Sì, chiaro. seguito. Poi cosa fanno? Magari, che ne so, investono in un progetto 10-20 mila euro, fanno il video che spacca di qua e di là, poi vanno a fare un album intero, boom, caduto, o comunque non se lo incula più nessuno. Quindi non sono neanche artisti che rimangono, cioè sono meteore. Oggi si ragiona per numero. Quindi questa è una cosa bruttissima della discografia italiana oggi. E il mio desiderio, il mio obiettivo sarebbe un domani quello di riuscire ad arrivare ad avere anche una mia discografica e cambiare questa... Ok, non spaccherò come artista in quanto cantante, non avrò, diciamo, il successo, perché il successo non è la fama già ce l'ho, il successo è un'altra cosa e io preferisco tanto più il successo della fama, senza ombra di dubbio. Però sarebbe un grande successo quello di poter avere qualcosa di mio, di cambiare, diciamo, queste carte in tavola, o comunque di poter entrare a lavorare, perché no, in una major italiana, in una major, comunque le major in Italia intendevo, Sì. una major in Italia, e cambiare questa tipologia di visione e di decisioni nei confronti degli artisti, perché ci sono tanti artisti che veramente meritano,
ma meritano sul serio. Però Jessica, speriamo che il 2025 quindi sia per te l'anno in cui questo tuo sogno si possa realizzare. guarda, che sia Perché l'anno delle cose più se belle. uno ci crede, secondo me prima o poi d'altronde tu sei Non conosciuto. muoio per questo obiettivo, cioè nel Sì, senso, fondamentalmente il mio obiettivo più grande è quello di stare bene, no? Di beh, essere felice. certo. Morirò con i miei ideali, ma non dietro un obiettivo, nel senso che se le cose succedono, succedono, lascio un po' a questo 2025, all'universo, quello che sarà. Però sicuramente una cosa per me stessa che posso decidere tranquillamente di fare, la farò e la faccio, cioè è quello di fare uscire tanta musica come voglio io. Questo sicuramente sì. Ora farò uscire un progetto mio, un EP di una ricerca di un certo stile urban per poi tornare al canto e alla musica urlata proprio dall'anima, quindi stay tuned. Jessica, allora grazie per questo tempo che ci hai dedicato. Prego, Grazie, grazie a te, Mick. grazie.